Eccoci amici, siamo entrati all'interno della fiera, si dà il via quindi a Fruit Logistica edizione 2010, la kermesse berlinese più importante di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda il settore ortofrutticolo. Il Veneto è rappresentato dai suoi fiori all'occhiello, tra cui naturalmente ci sono i radicchi. Allora io ho qui insieme due graditissimi ospiti. Allora, alla mia destra ho Patrizio Garbin, presidente del Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia, mentre alla mia sinistra ho Paolo Manzan, presidente del Consorzio di tutela del radicchio rosso di Treviso e variegato di Castelfranco, IGP. IGP lo sottolineo perché dobbiamo dire che i radicchi che vengono prodotti in Regione Veneto sono tutti IGP. Diciamo l'importanza di questo marchio, di questo riconoscimento. L'importanza è che riconosciamo quel prodotto del territorio con il marchio IGP praticamente. Lo differenziamo dagli altri prodotti che sono sul mercato. Per avere l'IGP, un produttore che cosa deve fare? Per avere l'IGP deve seguire il disciplinare di produzione ed essere controllato dall'ente certificatore. Ci sono delle regole, un iter esatto. Com'è andata la produzione? Come sta andando? La produzione è andata discretamente bene, abbiamo avuto dei problemi però di troppa acqua durante i mesi di dicembre. Quindi il tempo ha un po' compromesso il raccolto, la produzione o non tanto? No, ho toccato solo una parte per fortuna. Ecco, diciamo che il Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia è appena nato e dopo pochi mesi è già a Fruit Logistica, quindi insomma direi un buon inizio. Sì, presentiamo proprio qui adesso i nostri primi prodotti, insomma. Ecco. Quanti sono i produttori che fanno parte del Consorzio? Una cinquantina. Ecco, diciamo qual è la strada che il Consorzio intende percorrere? Cercare di valorizzare questo prodotto, portarlo ad essere un prodotto sempre più consumato. Ecco, e per esempio dal punto di vista turistico può essere sfruttato in qualche modo? Pensate di farlo? Certamente. Sì, dal punto di vista turistico di vedere che i nostri ristoranti usino solo quel prodotto, solo quello IGP. Bene. Io la ringrazio. Allora, passiamo invece al radicchio di Treviso e variegato di Castelfranco. Per quanto riguarda la vostra produzione, come sta andando, come è andata? Sì, facendo una breve carrellata dal mese di novembre in avanti, diciamo che siamo partiti con temperature molto alte nel mese di novembre e lì abbiamo sofferto un po' perché non c'era la richiesta del prodotto da parte dei consumatori. Poi arriviamo a dicembre con quel famoso freddo che ha fatto, siamo arrivati a meno 13, meno 14 gradi in pianura e quindi, il radicchio di Treviso ha preso valore. Ha preso valore perché è molto buono e molto richiesto proprio quando ci sono queste temperature inferiori allo zero. Arriviamo adesso che giustamente si è abbassato un po' di prezzo, però si mantiene su valori discreti nelle medie annue, insomma. A proposito di marchio vorrei chiedere a Patrizio Garbin come si fa a riconoscere il radicchio di Chioggia invece. Allora, l'unico radicchio di Chioggia IGP è quello che il consumatore può trovare all'interno di questa scatola, con questo marchio, e questo marchio del Consorzio, e dentro questa scatola gialla, praticamente. Quindi insomma è inconfondibile. Solo questa è il radicchio di Chioggia IGP. Abbiamo anche il marchio della Regione Veneto e il marchio dell'indicazione geografica. Esatto. L'ultima domanda invece a Paolo Manzan. Dopo Berlino, che cosa vi aspetta? Quali sono i progetti del Consorzio? Progetti ce ne sono molti, sono molto importanti, sono anche un po' appoggiati dalle istituzioni e quindi dopo Berlino ci sarà molto da lavorare sicuramente per il futuro di questi prodotti qua. Bene, io vi auguro buon lavoro. Vi ringrazio, adesso però passiamo la linea ad Andrea Marcato che si trova al CSO.